A Bologna un romagnolo e un'emiliana convolano a nozze senza opposizioni o litigi da parte delle famiglie. Genovese dona ben 2 euro a un mendicante, il sindaco non esistono più i liguri di una volta. Intervistato il primo valdostano che ammette siamo soltanto dei piemontesi snob. A Siracusa ricevimento di nozze dura soltanto 4 ore e sgomento e imbarazzo in tutta la Sicilia. A Napoli è festa per il ritrovamento di un bambino che parla anche italiano. È il primo dal 1965. Gli abitanti di un piccolo paesino del centro della Sardegna si sentono anche italiani. È il primo caso nella storia dell'isola. Queste e altre notizie solo qui su Guido Gargioni Video.